Eder. Mech. Pallister. Nel fascicolo relativo ai movimenti di Sebastiano Visintin viene fatto gran rilievo a un presunto scarto fra due tracciati. Da un lato il percorso registrato dalla GoPro che l'uomo indossava il 14 dicembre 2021, dall'altro i dati delle celle telefoniche che, secondo gli inquirenti, non coinciderebbero pienamente con il cammino compiuto. Questa presunta incompatibilità ha generato sospetti, come se il video fosse stato in qualche modo manipolato o non corrispondesse a quanto realmente avvenuto. Secondo alcune ricostruzioni difensive, però, questa discrepanza potrebbe avere una spiegazione molto più semplice e concreta, legata a un errore cartografico. In particolare, si fa riferimento a un punto del tragitto in cui il file video registra il passaggio di Sebastiano Visintin in prossimità del Monte San Primo. Tuttavia, nei tabulati e nei sistemi di geolocalizzazione utilizzati, quella stessa zona sarebbe erroneamente indicata come via San Primo, un luogo che si trova in realtà in tutt'altra area della città. Se ciò fosse confermato, significherebbe che l'apparente anomalia tra celle e GoPro non è dovuta a una reale incongruenza tra i due percorsi, bensì a un errore nella lettura e nell'interpretazione delle mappe. In altre parole, il percorso fatto da Visintin potrebbe essere perfettamente compatibile con i dati delle celle, ma le celle sarebbero state assegnate a una posizione sbagliata proprio a causa dell'equivoco fra Monte San Primo, zona collinare, e via San Primo, strada urbana. Questa circostanza, se verificata, ridimensionerebbe sensibilmente l'argomento accusatorio che punta sull'incoerenza tra la traccia video e i segnali telefonici. Non si tratterebbe quindi di un depistaggio o di una falsificazione, ma semplicemente di un difetto di georeferenziazione, probabilmente derivante da una mappatura approssimativa o da un'imprecisione del software utilizzato per sovrapporre i dati. Per chiarire definitivamente la questione, sarebbe necessario svolgere un'analisi tecnica incrociata tra la traccia della GoPro, le celle telefoniche e le coordinate geografiche reali, usando strumenti aggiornati e affidabili. La verifica dovrebbe accertare se la cella attribuita a via San Primo possa in realtà coprire anche la zona del Monte San Primo, oppure se le due aree siano effettivamente incompatibili dal punto di vista radioelettrico. In un caso complesso come quello di Liliana Resinovic, dove ogni dettaglio può cambiare la prospettiva dell'intera vicenda, anche una svista cartografica può assumere un peso determinante. Non si tratta solo di un errore di toponomastica, ma di un possibile punto di svolta per valutare l'attendibilità di una delle prove più discusse del caso. Sebastiano Visintin molto probabilmente la mattina del 14 dicembre 2021, prima di uscire da appuntamento a Liliana nella zona della Wind, dicendo che devono sbrigare un qualcosa. Ed è per questo che Liliana avvertirà Claudio Serpin solo all'ultimo momento. E infatti poco dopo le 9, quando Sebastiano potrebbe trovarsi a passare proprio nella zona della Wind, avverrà che Sebastiano, arrivato al suo magazzino egregissimo, staccherà il cellulare. È lì che accade il fattaccio, come tutti ormai sospettiamo. Una volta terminate le operazioni, quindi Sebastiano bisogna capire che cosa ha combinato solo o in concorso con qualcun altro, si farà un bel giretto con la GoPro proprio per dare l'idea che quella sia una normalissima giornata di routine. In realtà non tanto routine, perché lui di solito non andava in giro con la GoPro in bici, quindi questo è il vero errore della GoPro, l'anomalia nel collocarla il 14. Ma del resto lui ha ritenuto che così poteva andare a occupare una fetta di giornata in modo tracciabile. L'ha trovata un'idea utile, interessante e produttiva per il suo alibi. E invece andiamo a un altro discorso che tiene banco da un certo periodo. Diciamo che abbiamo tutti capito che Sebastiano ha delle responsabilità in questa vicenda, ma adesso è difficile capire quali siano le vere responsabilità, perché il web è invaso da complottisti che inventano teorie di sana pianta senza basarsi minimamente sugli atti. Le hanno diffuse. Vittime di ciò sono ormai giornalisti noti e anche consulenti di Penelope che vanno in TV a raccontare delle emerite fesserie. Io riporterò
metterò qui ancora il link in cui dimostro abbondantemente che tra le 8 e le 9 Sebastiano non può aver incontrato Liliana, e sarebbe il caso che la Marano, Spitaleri, Rinaldi si vedessero questo video per capire come si fanno le indagini, perché ogni volta che vanno in TV a raccontare certe cose, a raccontare di una possibilità di incontro tra Liliana e Sebastiano fra le 8 e le 9, loro non si rendono conto di che figura fanno. Mi è stato riferito nelle ultime ore che alcuni connubi sono saltati, ma dobbiamo sottolineare che non sono solo io a ritenere che certe fesserie non dovrebbero girare per il web. Vi posso dire che Gabriella Micheli ha riferito la persona di cui stiamo parlando come pericolosa perché può manipolare altre persone, queste sono parole sue, e la stessa Silvia mi ha detto esplicitamente: speriamo che Claudio nell'incidente probatorio non metta in mezzo la storia della sosia. Nel 2017, mentre l'Italia si domandava se il vero colpevole dell'omicidio di Chiara Poggi fosse già dietro le sbarre o ancora a piede libero, Andrea Sempio era già decisamente sul chi va là. E non perché stesse recitando nel remake di CSI Garlasco, ma perché si ritrovava indagato, sì, ufficialmente, per una delle vicende giudiziarie più grottesche e strattonate della cronaca nera italiana. Dalle intercettazioni dell'epoca, sbucate fuori come funghi velenosi dopo una pioggia di sospetti, emerge un quadretto domestico degno di una tragicommedia italiana. Papà Sempio che rassicura il figliolo con la fiducia cieca che solo un genitore può nutrire, anche quando l'ombra dei 30 anni di carcere bussa alla porta. E così, mentre le cimici dei carabinieri ascoltano con più attenzione dei PM, papà Sempio sentenzia: ci sarà un'archiviazione con il tuo nome. Già, perché se ti archiviano senza nome non vale. Serve l'archiviazione personalizzata, con tanto di intestazione, magari in fonte elegante. Il messaggio è chiaro: meglio un'archiviazione firmata che una condanna generica. Nel frattempo succede l'inspiegabile, o meglio il classicamente italiano: la prova regina sparisce. Puff! Il DNA prelevato da sotto le unghie di Chiara Poggi, che secondo la denuncia di mamma Stasi, madre dell'ex imputato e ormai condannato Alberto Stasi, corrispondeva a Sempio, non si trova più. Evaporato, volatilizzato, dimenticato in qualche frigo giudiziario? Eppure Andrea Sempio sapeva già tutto. Non che fosse un veggente o avesse accesso a Netflix anticipato con la docuserie Garlasco colpo di scena. Ma misteriosamente, prima ancora di essere interrogato, Sempio sapeva che i PM gli avrebbero contestato il DNA. L'ipotesi accusatoria? Praticamente già nel menù delle sue preoccupazioni, prima ancora che il cameriere gladiatore della giustizia si presentasse con il conto. Siamo al 9 febbraio 2017, giorno dell'interrogatorio. Mamma Sempio, nella parte dell'ansia materna con retrogusto da fiction Rai, chiede: sei preoccupato te, Andrea? Lui risponde con la calma zen del sospettato illuminato: no, preoccupato no. Non sono tranquillissimo, ma preoccupato no. Che dire, un capolavoro di autocontrollo da manuale del perfetto indagato. Il padre invece entra nel campo della strategia difensiva fai da te. Siamo in piena tattica da bar dello sport penale. Se ti fanno domande strane, digli che sono passati 10 anni, non ti ricordi. Tutto quello che hai detto è stato riscontrato. E se parlano di DNA, allora vediamo se tirarlo fuori anche noi. Perché ovviamente quando si parla di prove biologiche in un caso di omicidio, si decide se tirarle fuori o no, come fossero le carte a briscola. Ma attenzione, papà Sempio ha ben chiara la priorità. È importante che sia a suo nome l'archiviazione, perché prima non c'era, un concetto commovente. Come se si parlasse di un certificato di battesimo, non di un documento che ti tiene fuori da una cella per il resto della tua vita. E mentre i carabinieri si godono lo spettacolo dai microfoni nascosti nella macchina, Andrea si lascia andare a riflessioni solitarie, con lo stile del protagonista tragico di un noir padano. L'11 febbraio, in auto, dice: qui c'è in ballo 30 anni di galera. Benvenuti nel paese dove i 30 anni non sono una sentenza, ma un'ipotesi di weekend sfortunato. E parlando del DNA, confessa un'ignoranza che lo avvicina a molti. Mi ha fatto domande di genetica su come funziona il DNA. Non sono un genetista, non sono un avvocato, non ho accesso ai dati.
Finalmente un momento di umana lucidità. Ma dura poco, perché poi parte per una digressione surreale. Capisci che era in realtà benissimo. Frase che potremmo scrivere sui muri del tribunale di Vigevano, accanto a ignoro il movente, ma non l'alibi. Ma il meglio arriva con lo sfogo più puro, sempre in auto. Lì Sempio dà il meglio di sé, uno stream of consciousness che Joyce, se fosse stato Brianzolo, avrebbe scritto in Ulisse a Garlasco. Andrea se la prende con il popolo bue, con la casalinga che osa pensare male, con i media, con i capelli. Sì, con i suoi capelli. Continua a pensare che in mano a lei c'era una ciocca dei miei capelli, che nessuno ha visto per 10 anni, che mi sono tagliato i capelli per non far vedere che, anche se poi tagli i capelli, ma il capello è uguale lo stesso. Quindi vogliamo analizzare il capello lì? Se anche fosse corto, è uguale. Un monologo da Shakespeare post-millennial, ambientato non a Elsinore, ma tra una rotonda e un'autofficina del Pavese. Il mistero del capello tagliato ma uguale che inquieta più del DNA scomparso. E allora, cosa ci rimane? Una prova regina evaporata, un indagato che sa già tutto prima di essere interrogato, una famiglia che consiglia come rispondere a seconda dell'umore del PM e un'Italia che, ancora una volta, guarda un caso di omicidio come se fosse una fiction mal scritta, piena di colpi di scena, ma con il finale che nessuno vuole davvero vedere scritto. E intanto Chiara Poggi è ancora morta e il dubbio ancora vivo. Il PM Antonio Verdi, che coordina le indagini, ha definito la vicenda complicata. Non è ancora chiaro se le due vittime siano collegate. Nel tardo pomeriggio del 7 giugno, intorno alle 16:30, alcuni passanti in zona via Leone Trezzo, dentro Villa Pamphili, hanno scoperto il corpo di una bambina di circa 6 mesi sotto una siepe. Inizialmente scambiata per un bambolotto, la neonata era priva di vestiti e presentava lesioni evidenti su braccia e gambe, compatibili con traumi. Il personale del 118 ha tentato la rianimazione senza successo. Durante i rilievi, nelle ore successive, è stato rinvenuto a circa 200-300 metri di distanza il corpo di una donna caucasica chiara di pelle, avvolto in un sacco nero usato come busta per l'immondizia. Era in avanzato stato di decomposizione. Un testimone peruviano ha detto di aver notato un forte odore prima di scoprire un braccio sporgere dal sacco. La testimone, che stava giocando a pallavolo con amici, ha raccontato di essere scoppiata a urlare quando ha visto il corpo. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, la polizia di Stato, la squadra mobile e la scientifica. L'area è stata recintata e presidiata fino a tarda sera dal PM Verdi e dal medico legale per garantire rilievi accurati. Il PM ha chiarito che al momento non è possibile stabilire se le morti siano collegate. Benché gli ambienti investigativi propendano per un duplice omicidio, per via delle lesioni sulla piccola e la vicinanza temporale e spaziale dei ritrovamenti, si attende il test del DNA per confermare o smentire un rapporto di parentela fra le vittime. Forte attenzione è rivolta alle telecamere di sorveglianza presenti agli ingressi della villa e nelle strade circostanti, incluse quelle dei quartieri Monteverde e Aurelio, per individuare eventuali persone coinvolte in questi atti o movimenti sospetti. Gli investigatori hanno anche controllato ospedali e verificato denunce di scomparse di bambine negli ultimi mesi, per individuare possibili corrispondenze con la neonata ritrovata. In sintesi, la dinamica individuata finora è la seguente. Il corpo della donna sarebbe stato abbandonato prima, con uno stato di decomposizione già avanzato al momento del ritrovamento. Quello della bimba appare più fresco, con lesioni da trauma e una morte più recente. Restano da chiarire i tempi, i responsabili e soprattutto se si tratti di un unico tragico episodio o di due vicende distinte. Fino ad oggi il fulcro dell'inchiesta verte su due fronti: il risultato dell'esame del DNA e l'analisi dei video di sorveglianza, che dovrebbero fornire elementi chiave per ricostruire chi fossero le vittime, in particolare la donna, e stabilire un possibile legame tra loro. Si attende l'esito dell'autopsia sul corpo di Angelo Pirri, 42 anni, originario di Barcellona Pozzo di Gotto e residente a Santa Lucia del Mela, eseguita all'obitorio dell'ospedale Papardo di Messina. L'esame, affidato al medico legale Giovanni Andò, sarà decisivo per chiarire le cause della morte. Resta da accertare se il decesso sia avvenuto per un colpo d'arma da fuoco, in particolare alla testa, oppure a seguito di un colpo inferto con un corpo contundente.
Il primo esame esterno non ha evidenziato fori d'ingresso riconducibili a un proiettile, ma ha riscontrato una ferita profonda alla testa, lasciando aperti entrambi gli scenari. Il cadavere è stato rinvenuto nella mattinata del 6 giugno in una cunetta lungo una stradina sterrata laterale alla via nazionale, nella zona di Giammoro, frazione di Pace del Mela, a ridosso dell'autostrada A20 Messina-Palermo. La zona è isolata e poco trafficata e l'uomo, in stato di decomposizione avanzata, era riverso tra la vegetazione. La morte risalirebbe ad almeno 36, forse 72 ore prima del ritrovamento, un arco temporale compatibile con le alte temperature registrate nei giorni precedenti, che avrebbero accelerato la decomposizione. Accanto al corpo, i carabinieri del nucleo investigativo di Messina hanno trovato un bossolo calibro 7,65 e il portafogli della vittima, con all'interno i documenti. Le forze dell'ordine hanno transennato l'area e svolto per l'intera giornata rilievi tecnici, estesi anche al ciglio dell'autostrada, che è stato temporaneamente chiuso per permettere i sopralluoghi. I carabinieri del RIS di Messina hanno analizzato ogni dettaglio, alla ricerca di tracce biologiche, impronte o elementi che possano chiarire se Pirri sia stato ucciso in quel punto o se il corpo sia stato trasportato e abbandonato lì successivamente. Al momento la pista più accreditata è quella dell'omicidio sul posto. Secondo quanto trapelato, Pirri potrebbe aver tentato di fuggire dal suo aggressore, dirigendosi lungo quel sentiero sterrato, ma sarebbe stato raggiunto e colpito alla testa, forse con colpo secco, forse con un'arma da fuoco. Il rinvenimento del bossolo avvalora quest'ultima ipotesi, anche se l'assenza di un foro visibile tiene aperta anche la pista del corpo contundente. Si tratta di dettagli che solo l'autopsia potrà chiarire definitivamente. Angelo Pirri non era considerato una figura di spicco nella criminalità locale. Aveva qualche precedente e viveva stabilmente a San Filippo del Mela. Tuttavia, secondo gli inquirenti della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, coordinati dal procuratore Giuseppe Verzera e dai sostituti Carlo Brai e Dora Esposito, potrebbe essere rimasto coinvolto in dinamiche di ritorsione o in uno sgarro legato ad ambienti delinquenziali locali. L'ipotesi investigativa è che si tratti di un'azione pianificata, se non in stile mafioso, quantomeno organizzata. Sono in corso anche verifiche su eventuali immagini di telecamere di sorveglianza installate nella zona. L'obiettivo è ricostruire gli ultimi spostamenti di Pirri con chi fosse, se fosse salito su un'auto, chi lo abbia accompagnato o seguito e quando esattamente sia arrivato in quella zona isolata. L'analisi dei filmati potrebbe rivelare dettagli preziosi per comprendere se Pirri sia stato attirato in un tranello o se abbia tentato una fuga disperata. Tutti i dettagli cruciali per chiarire dinamica movente e identità dell'autore o degli autori dell'omicidio ruotano ora attorno ai risultati dell'autopsia e alle analisi dei carabinieri. I prossimi giorni saranno determinanti per dare un nome al colpevole e ricostruire gli ultimi istanti di vita di Angelo Pirri. Riccardo Zappone è morto il 3 giugno a Pescara, a soli 30 anni. In questi giorni le cronache abruzzesi sono animate dalle indagini per ricostruire le cause della morte e comprendere cosa sia realmente accaduto. Era un ragazzo con fragilità, seguito dal centro di salute mentale di Chieti, senza alcun precedente penale. È stato trovato riverso a terra, già privo di vita, in una stanza della questura, poco dopo un fermo che alcune fonti definiscono violento, preceduto da un'aggressione che, stando alle ricostruzioni emerse finora, appare ancora più brutale. Inizialmente si è parlato di un malore. Poi è emerso che Riccardo era stato colpito da una scarica di taser, immobilizzato con la forza e rinchiuso in una stanza. L'autopsia, affidata al medico legale Cristian Dovidio, ha indicato come causa del decesso una sommersione interna emorragica da trauma toracico chiuso. Secondo la procura, l'utilizzo del taser da parte del personale di polizia non ha avuto alcun ruolo nel determinismo della morte. Una conclusione che è stata però contestata dal legale di uno dei 3 indagati, nessuno dei quali appartenente alle forze dell'ordine, il quale ha sollevato eccezioni per difetto di notifica. Se questi risultati dovessero essere confermati, validati nonostante il vizio procedurale, o se l'autopsia venisse ripetuta e giungesse comunque alle stesse conclusioni, ci si può davvero fermare qui. Riccardo avrebbe avuto una crisi in un'autofficina lungo strada comunale piana.
Secondo quanto riferito, 2 fratelli, titolari dell'attività e un loro conoscente, lo avrebbero picchiato. Uno dei 3 ha rilasciato dichiarazioni. Era fuori di sé, non l'ho colpito, l'ho solo spinto. È caduto da solo. Nella sua versione, Riccardo era sporco di sangue sotto le narici, aveva preso qualcosa, urlava che avrebbe ammazzato tutti. Nel racconto mediatico di quelle ore è emersa anche una criminalizzazione postuma della fragilità psichica e della povertà, dinamica che si ripete troppo spesso in vicende simili. Solo dopo l'aggressione la polizia viene chiamata. Quando gli agenti arrivano, Riccardo è già visibilmente provato, ma agitato. Per contenerlo, secondo quanto riferito alla stampa, usano il taser. Lo portano poi in questura, dove perde conoscenza. I sanitari del 118 tentano di rianimarlo, ma il suo cuore si ferma. I 3 uomini coinvolti nell'aggressione sono indagati per lesioni volontarie aggravate dall'uso di un'arma e dalla pluralità di persone. Ma davvero possiamo dire che la responsabilità si fermi qui? La morte di Riccardo non appare come un tragico incidente. È l'esito di un sistema che spesso criminalizza le persone in stato di fragilità psichica e sociale. Quello che è emerso finora sembra il risultato diretto di una catena di violenza. Lo Stato in questa vicenda non può dirsi estraneo, è anzi corresponsabile, sia dal punto di vista sociale, sia per il modo in cui viene esercitato ciò che viene definito uso legittimo della forza, una forza che non dovrebbe essere esercitata su persone già ferite, fragili sole. Anche se l'autopsia esclude un ruolo diretto del taser, questo dovrebbe comunque aprire una riflessione seria sull'uso di quest'arma, uno strumento che paralizza, umilia, aggredisce. Introdotto nel 2022 tra molte polemiche, il taser è stato usato anche stavolta su qualcuno che doveva essere protetto, non sedato con la violenza. Non è un caso isolato. Luglio 2024, Bolzano, un uomo di 42 anni muore dopo una scarica di taser dei carabinieri. Agosto 2023, San Giovanni Teatino, un uomo di 35 anni con problemi psichiatrici muore dopo essere stato colpito dal taser. Anche in quei casi si parlò di malori improvvisi. Anche lì le autopsie esclusero responsabilità dirette dell'arma. Ma il numero di corpi continua a crescere. Ogni volta la stessa narrativa. Erano agitati, drogati, fuori controllo. Ma fuori da cosa? Da un sistema che li rifiuta, che li colpevolizza, che li isola. Riccardo Zappone non doveva morire. Aveva bisogno di cure, non di una scarica elettrica. Aveva bisogno di ascolto, non di essere trasformato in un caso mediatico costruito su ipotesi e sospetti. Aveva diritto a vivere in una comunità che lo proteggesse, che non lo lasciasse solo. Oggi la procura indaga, la stampa insinua, la politica tace, ma non possiamo tacere anche noi. Chiediamo giustizia per Riccardo, non solo per sapere se sia stato il taser o meno a causarne la morte, ma perché lo Stato e la società intera lo hanno abbandonato e perché nessuno mai più debba morire in questo modo. Chiediamo trasparenza, chiediamo la sospensione dell'uso del taser, chiediamo vero supporto per le persone con fragilità psichiche. Chiediamo che la violenza istituzionale venga finalmente riconosciuta e nominata. Riccardo non è un'eccezione. Riccardo è un simbolo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.